Buongiorno a tutti carusi belli e bentrovati alla Cucina del Cuore. Ieri mi trovavo senza pane e ho fatto questi meravigliosi panini. Siccome sono venuti davvero buoni, vi lascio alla ricetta e agli ingredienti. Vi consiglio di provarli, sono davvero facili e anche golosi. A dopo! L'unica difficoltà, se così la vogliamo chiamare tra virgolette, di questa ricetta è quella di andare a realizzare un preimpasto, quindi una biga. Io utilizzerò una farina 00 con un W alto, quindi un 350 W. Voi, se non l'avete, andate ad utilizzare una farina Manitoba con minimo 13-14 grammi di proteine. Per la preimpasto e quindi per la briga avremo bisogno di 500 g di farina con un W di 350, oppure una Manitoba con 14 g di proteine, 250 ml di acqua, 5 g di lievito di birra o anche più o anche meno a seconda dei tempi che avete a disposizione e 4 g di malto. Se non avete il malto andate ad utilizzare del miele, 10 g di miele. Quindi andiamo ad inserire l'acqua all'interno della ciotola, dopodiché sciogliamo il lievito e il malto al suo interno e andiamo ad inserire tutta la farina. Quindi inseriamo il gancio a spirale e lasciamo impastare a velocità minima, mi raccomando, per 5 minuti esatti, orologio puntato. Questa velocità minima servirà appunto a fare idratare lentamente la nostra farina, quindi è un passaggio importante, ok? Ed ecco qui il nostro preimpasto o biga pronta. Come potete notare non si è formata maglia glutinica, servirà questo passaggio solo a fare idratare la farina e poi a fare riposare l'impasto, quindi faremo un impasto con due passaggi, ok? Quindi andiamo a formare una sorta di pallina e la inseriamo all'interno di una ciotola. Potete coprirla con pellicola trasparente oppure come me utilizzare questi coperchi in silicone che sono risparmia pellicola appunto e come potete notare si chiudono ermeticamente creando il sottovuoto in questo modo così da non fare passare aria. Li lasciamo lievitare all'interno del forno. Io l'ho lasciati lievitare a 18 gradi, ma voi ovviamente potete farli lievitare con la lucina accesa per accelerare i tempi. Quando sarà raddoppiato così, meglio dire anche triplicato o quadruplicato, la nostra biga è pronta. 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 Io, lasciando lievitare la mia biga a 18 gradi, ho impiegato 5 ore per raggiungere questo risultato. Voi, se avete tempo, fate come me, perché verrà più buono, secondo me. Poi decidete voi. Quindi, alla nostra biga andremo ad aggiungere 500 g di farina 00 con 10-11 g di proteine, 240 ml di acqua a temperatura ambiente, sempre a 18 gradi, ragazzi, e 10 g di sale. Quindi non dobbiamo fare altro che andare a spezzettare per prima cosa la nostra biga all'interno della ciotola della planetaria, dopodiché aggiungeremo anche l'acqua e la farina. Solo dopo aver impastato 10 minuti andremo ad aggiungere anche il sale. Quindi iniziamo ad impastare subito con il gancio a spirale a velocità minima. Ci vorranno 5 minuti a questa velocità, dopodiché aumenteremo la velocità a 1 e poi a 2 per fare incordare meglio l'impasto. Ma dapprima fatelo a velocità minima, questa è la velocità reale, così da dare il tempo a tutti gli ingredienti di amalgamarsi bene tra di loro, alla farina di idratarsi bene e tutto il resto.
In tutto dovremo impastare per 12-15 minuti, ma 3-4 minuti prima della fine aggiungiamo anche il sale, così da andare a fissare la maglia glutinica. Ed ecco il nostro impasto prontissimo. Ragazzi, come potete notare, il punto di pasta di questo impasto è molto più duro rispetto a quelli che vi ho mostrato prima, quindi non vi aspettate che questi panini saranno soffici per tantissimi giorni. Per quello ci sono già i morbidoni o i panini all'olio che ho fatto in precedenza, del quale vi lascerò il link se volete giù nella info. Quindi cuoricini belli, adesso dovremo andare solo a pezzare il nostro impasto. Io farò dei panini da 150 grammi. Vi consiglio sempre di fare su per giù la stessa forma, lo stesso peso di panini, di biscotti, di quello che sia, così da aiutare la cottura in forno in modo che diventi uniforme per tutti i panini, ad esempio. Ovviamente io li faccio di 150 grammi, ma voi potete farli anche di 100 grammi o di 50 grammi, di quello che più preferite veramente. Ovviamente i tempi di cottura poi andrebbero a cambiare, ma vi potete regolare voi. Un altro metodo, se non volete utilizzare la bilancia, è quello di andare a formare una sorta di salsicciotto con l'impasto in questo modo e poi di andare a tagliare l'impasto prima a metà, poi di nuovo la metà a metà e così via, così da rendere più o meno i panini uniformi senza bisogno di utilizzare la bilancia. Quindi andiamo a formare le nostre palline. Mi raccomando, portate l'impasto sempre verso il basso, in questo modo come sto facendo io. Questo qua servirà, ragazzi, a dare ancora più forza al nostro impasto. Dobbiamo fare in modo che le nostre palline abbiano una superficie liscia. E dopo aver formato le nostre palline andiamo a mettere 20 grammi, 10 grammi così di olio all'interno di una ciotolina. Io utilizzo il mio olio extravergine di oliva Ferlito, del quale vi lascio il link giù nell'info box. Potete utilizzare il codice sconto La Cucina del Cuore per il 5% di sconto sull'acquisto di tutti i prodotti con spedizione gratuita sia per l'Europa che per l'Italia a partire da 10 o 20 litri. Quindi andiamoli a spennellare. Questo servirà sia a non fare seccare la superficie dei nostri panini sia alla cottura in forno. Perché? Perché ovviamente noi non utilizziamo forno a legna, ma forno di casa che non arriva ad un'altissima temperatura, quindi questo olio che non abbiamo messo all'interno questa volta, non l'ho voluto mettere, lo metteremo solo in superficie e ci servirà a fare dorare meglio i nostri panini. Quindi copriamo e lasciamo lievitare un'oretta, dopodiché andremo a riprendere le nostre palline, quindi i nostri panini, e andremo a formare le nostre margherite o rosette, chiamatele come meglio preferite. Ovviamente potete lasciarli anche di questa forma, ma io adesso vi andrò a mostrare due metodi. Uno con il tagliamela, ma per utilizzare il mio avrei dovuto fare dei panini più piccoli, quindi da 100 grammi e non da 150, ma io volevo un panino grandissimo. Oppure andate ad utilizzare come me un tappo della bottiglia e un tarocco oppure un coltello dal lato dove non taglia. Quindi se non avete il tagliamela andate a prendere un tappo della bottiglia che andrete a mettere al centro, lo lasciate infilzate e poi con il tarocco o con il coltello dal lato dove non taglia andate a prendere sempre i centri da un lato e all'altro lato, facendo attenzione a non fare staccare l'impasto, a non tagliarlo. Dopodiché li andremo a mettere capovolti sulla placca da forno, in questo modo non perderanno ehm, la forma durante la lievitazione. Quindi prima al centro da un lato, facciamo così una croce, poi dall'altro lato e abbiamo formato le nostre margherite o rosette, guardate che carini. Quindi girateli sempre al contrario per farli lievitare in questo modo.
Quindi spennelliamo con l'olio che è rimasto nella ciotolina e andiamo a coprire con pellicola trasparente. Li lasceremo lievitare così 45 minuti, un'oretta. Io li ho lasciati a temperatura ambiente, ma potete inserirli all'interno del forno con la luce accesa. Accelererete il processo. Quindi ci vediamo dopo per andarli a mettere in forno. Ed ecco qui i nostri panini dopo la seconda lievitazione, eccoli qua, sono carinissimi già così, ma noi dovremmo andare a rigirarli prima di andarli a cuocere. Dopodiché li andremo a mettere in forno statico preriscaldato a 230 gradi con un pentolino di acqua al suo interno, perché dobbiamo creare umidità all'interno del forno. Quindi cuoceranno per un tempo che va tra i 20 e i 25 minuti. Ovviamente i tempi di cottura sono indicativi, ragazzi, perché ogni forno è a sé. Regolatevi voi quando li vedete ben dorati e che hanno un rumore sordo quando li battete, quando bussate sui panini. Ovviamente adesso io andrò a dividerle su due placche da forno perché altrimenti si attaccherebbero l'une all'altra, perché ho deciso oggi di fare paninoni, non panini. Quindi andiamo in forno. Mi raccomando, il pentolino di acqua è importante. Ecco, questo è il suono che dovete sentire quando andate a bussare. Questa è la mollica come si presenta al suo interno. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, ragazzi. È una ricetta davvero improvvisata. Mi è piaciuta come sono venuti e ve l'ho mostrata. Ovviamente vi ricordo che non è una ricetta di panini che si conservano a lungo tempo. Per quello, come vi ho detto prima, ci sono i panini all'olio, i morbidoni, anche le mafarde si conservano per più giorni. Qui non abbiamo grassi all'interno e quindi sono dei panini un po' più a pasta dura. Detto questo, io vi spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi rimando alla prossima videoricetta, un grosso abbraccio, la cucina del cuore. Se volete essere aggiornati tutte le volte quando pubblico una nuova ricetta, attivate la campanellina che è sotto dove c'è scritto il mio nome, la cucina del cuore, qui su YouTube. Alla prossima videoricetta, ciao!